Nella scorsa giornata la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare disposta nei confronti di 2 rapinatori. Gli agenti del commissariato di PS Palma di Montechiaro, in esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico disposta dal Tribunale di Agrigento, l'ufficio del GIP, hanno tratto in arresto un individuo dalle iniziali MS del 94, notificando a MM di 19 anni il provvedimento di obbligo di dimora nel territorio del comune di Palma di Montechiaro. Invero i 2 soggetti in concorso tra loro lo scorso 11 gennaio avevano perpetrato una rapina aggravata dall'uso delle armi in un'agenzia di scommesse sportive sita a Palma di Montechiaro. In particolare MM, fingendosi un avventore, era entrato all'interno dell'agenzia e si era soffermato davanti all'ingresso consentendo l'accesso al complice MS. Quest'ultimo, travisato impugnando un coltello di grandi dimensioni, minacciava il dipendente, si impossessava del denaro contenuto nella cassa del centro scommesse di Palma. La scena veniva ripresa dalle telecamere di sorveglianza presenti all'interno dell'esercizio. L'attività di indagine intrapresa nell'immediato dagli agenti della Polizia di Stato di Palma consentiva di giungere repentinamente all'identificazione dei 2 soggetti che venivano fermati dopo poche ore. In particolare MM veniva raggiunto presso la propria abitazione, mentre MS veniva sorpreso in centro città e trovato in possesso di parte del denaro provento della rapina e di sostanza stupefacente sottoposti a sequestro.